Operazione antidroga dei carabinieri della Compagnia di Empoli, che a Fucecchio hanno scoperto e smantellato una vera e propria raffineria di cocaina. 4 persone, un cittadino albanese e 3 colombiani, sono state arrestate con l'accusa di detenzione, produzione e raffinazione di sostanze stupefacenti. L'intervento è scattato il 19 gennaio, quando i militari del nucleo operativo, insospettiti da movimenti anomali attorno all'abitazione dell'uomo albanese, hanno effettuato una perquisizione. Nei locali retrostanti la casa è stato trovato un laboratorio completo, 34 kg di cocaina già confezionata, vasche, bilance, presse, un forno, pompe, macchine per il sottovuoto, materiale per il taglio e perfino rilevatori di microspie. La droga, una volta immessa sul mercato, avrebbe fruttato oltre 700.000 euro. Su disposizione della Procura di Firenze, i 4 arrestati sono stati portati nel carcere di Sollicciano, dove il GIP ha convalidato i provvedimenti applicando la custodia cautelare in carcere.